Benvenuti, oggi è sabato 22 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:03 e tramonta alle 18:12. La luna si leva all'1:24 e cala alle 10:23. Oggi si celebra San Lea. Il nome Lea deriva da leonessa ed è anche il nome di una divinità hawaiana e significa gioia, piacere. Oggi, 22 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, risultato della Conferenza di Rio. L'obiettivo della giornata è sensibilizzare istituzioni mondiali e opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. Fausto Bertinotti compie oggi 85 anni. La sua vita è stata segnata da una forte passione politica e sindacale. Si iscrive al Partito Comunista Italiano nel 1972 e negli anni 80 si schiera con gli operai Fiat nella storica occupazione di Mirafiori. Nel 1985 entra nella segreteria nazionale della CGIL e nel 1994 diventa il leader del Partito della Rifondazione Comunista. Nel 2006, dopo la vittoria del centrosinistra, viene eletto presidente della Camera dei Deputati. Oggi festeggia i suoi 82 anni una leggenda della musica, George Benson. È uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, ma anche un cantante eccezionale. La sua voce si adatta a diversi generi musicali, dallo swing al jazz, dall'R&B al soul, fino al pop. Ha vinto 10 Grammy Awards e ha inciso brani indimenticabili come This Masquerade e Give Me the Night. Giulia Bongiorno compie oggi 59 anni. È una delle avvocatesse penaliste più famose d'Italia, nota per aver difeso personaggi illustri come Giulio Andreotti, Piero Angela, Francesco Totti e Raffaele Sollecito. Laureata in giurisprudenza nel 1992, ha iniziato la sua carriera difendendo l'ex presidente del Consiglio, accusato di associazione mafiosa. Ha poi affrontato casi di diffamazione, scommesse illecite e omicidio. Nel 2006 è entrata in politica con l'UDC e nel 2008 è stata nominata ministro per le pari opportunità. La sindrome della mucca pazza scuote l'Europa nel 1996. Il 22 marzo il ministro della Sanità italiano vieta l'importazione di carne bovina proveniente dalla Gran Bretagna, dove è scoppiata un'epidemia di BSE, una malattia degenerativa del cervello che colpisce le mucche. La causa sembra essere l'alimentazione degli animali con farine di carne, proibite nel 1994. La carne infetta può trasmettere la malattia anche agli esseri umani, provocando la morte. L'embargo europeo sulle carni inglesi sarà revocato solo dopo 3 anni, nel 1999. Ma sapete che esistono varie tipologie di telescopi e che ognuno studia delle frequenze diverse? Ad esempio, esistono dei telescopi che analizzano solo le radioonde provenienti dallo spazio, quindi onde di grande lunghezza d'onda. Questi dispositivi vengono detti radiotelescopi e si riconoscono dall'ampia antenna parabolica che permetterà di raccogliere quanto più segnale possibile. Si tratta infatti di segnali provenienti da sorgenti molto lontane, quindi spesso molto deboli. Buon weekend ai 12, il primo weekend di primavera inizia con una luna che fa un po' a botte con il sole in Ariete. Vediamo cosa succede nello zodiaco. Ariete è un gioco oggi tra aspettative e realtà. Per quanto i piani vi si scombinino, scoprirete che in serata la realtà è un po' molto meglio delle vostre aspettative. L'amore vi farà una sorpresa. Toro, la giornata di oggi prevede nella sua seconda metà di portare la luna in trigono e quindi migliora decisamente l'umore, anche se il decisionismo uraniano associato a Saturno vi porterà a maturare tutta una serie di nuovi approcci nelle cose pratiche e nel lavoro. Sarà un weekend in cui penserete molto a come organizzarvi.
Gemelli, giornata oggi, in questo primo weekend di primavera, molto complessa, proprio perché la luna dismetterà l'opposizione, quindi l'umore in serata tornerà abbastanza placido e sarete disposti anche a mediare o andare incontro a delle esigenze altrui pur di stare insieme, divertirvi e passare comunque un sabato assolutamente allegro e sorprendente. Oggi le decisioni dell'ultimo minuto sono la caratteristica cancro. Giornata oggi che prevede proprio nella sua seconda metà la Luna entrare in opposizione, per cui per quanto Marte sia solidamente attaccato alle certezze di Saturno e alla forte volontà uraniana, qualcosa di emotivo si scompensa. Se è vero che per adesso state agendo più con la testa che non con il cuore, e qualche piccolo ripensamento ci può anche stare. Leone, giornata oggi che vede la perdita dell'appoggio del trigono della Luna, una Luna che però vi fa i dispetti in mattinata proprio perché quadra al Sole il vostro astro, creandovi un po' di confusione e di stanchezza. Oggi non avete proprio voglia di ascoltare persone inconcludenti o confusionarie. Vergine, a proposito di soggetti zodiacali per cui la confusione è il nemico peggiore, voi avete bisogno sempre di chiarezza e assolutamente di spazio analitico. È assolutamente il trigono della Luna che oggi vi restituirà un certo benessere, che vi tirerà fuori da condizioni un po' stressanti mentalmente. Godetevi il sentimento e la passione perché la Luna vi fa questo regalo in questo weekend. Bilancia, una giornata assolutamente piacevole questa, proprio perché vede una certa distanza planetaria, ma anche se avete chiari quali sono tutti gli ostacoli da affrontare, la Luna con la sua quadratura tenderà un po' a bloccare le emozioni, anche se è un aspetto un po' pesante, sicuramente è un aspetto che vi fa gioco, proprio perché per adesso avete bisogno di riposare e di non badare a troppi pensieri. Purtroppo oggi e domani troverete che alcune cose che vi erano state consigliate da un amico trovano riscontro nella realtà, forse dovevate ascoltare di più. Scorpione, giornata oggi che prevede l'amicizia della Luna nella sua seconda metà e anche il calmarsi della stessa, che sta iniziando a quadrare a tutta una serie di pianeti. Oggi sarete abilissimi a cogliere il malessere altrui, ad essere acuti nelle risposte e soprattutto a incontrare persone altre da voi con delle problematiche molto diverse che vi incuriosiranno. Sagittario, Luna che esce dai vostri gradi oggi in mattinata e che passa in Capricorno, una Luna che però vi pone dei problemi economici, ovvero come fare per realizzare tutta una serie di progetti. Sarà proprio il partner oggi a darvi i consigli giusti, non confondetevi. Capricorno, la Luna oggi viene a farvi visita e quindi siete un po' più emotivi ma anche un po' umorali. Tra l'altro è una Luna un po' polemica proprio perché quadra a Sole, a Nettuno, a Venere, a Mercurio. Oggi non è proprio una giornata in cui l'umore è assolutamente disteso, ma riuscirete in serata a riderci su con amici. Acquario, una giornata oggi che prevede una luna un po' fastidiosa proprio perché mette in crisi proprio le fonti della vostra ispirazione. Probabilmente siete contenti di voi stessi, ma dovete cercare i supporti e la squadra giusta per esprimervi al meglio. Pesci, una giornata oggi che vedrà nel pomeriggio l'appoggio della Luna e che vi farà anche valutare bene in mezzo al caos quali sono le vostre esigenze. Forse riuscirete a convincere un gruppo di amici o l'entourage lavorativo delle vostre idee, ma lasciate che questo weekend maturi le cose. Voi intanto godetevi l'amore. Indira Gandhi è stata una delle figure politiche più influenti dell'India. Figlia del primo ministro dell'India indipendente, segue le sue orme e diventa a sua volta primo ministro nel 1966. Guida il paese con determinazione e carisma, affrontando sfide interne ed esterne. Tra i suoi successi la vittoria nella guerra contro il Pakistan nel 1971, che porta alla nascita del Bangladesh, la riforma industriale e lo sviluppo economico. Ma nel 1977 subisce una pesante sconfitta elettorale e si dimette. Come
ben sappiamo, i britannici sono ben noti per il loro smisurato amore per il tè, che usano servire ben caldo alle 5 del pomeriggio. Il modo di dire di oggi si riferisce proprio alla bevanda nazionale inglese ed è "not my cup of tea", da non tradurre alla lettera con "non è la mia tazza di tè", bensì con "non fa per me". E questo è sicuramente un indice di quanto prendano sul serio la tradizione del tè. Oggi vi presentiamo Anna Piaggi, una donna che ha fatto la storia della moda italiana. Fin da piccola Anna non sopportava le regole e le uniformi. A 4 anni, per protestare contro il grembiule del collegio, si vestiva da olandesina con zoccoli e cuffietta. Negli anni 60 inizia a lavorare come giornalista di moda per Arianna, una rivista per donne. Con il marito, un famoso fotografo, crea un nuovo modo di raccontare la moda. Non solo parole, ma anche immagini originali e suggestive. Nel 68 entra a far parte di Vogue, la Bibbia della moda. Anna ha uno stile unico, frivolo, moderno e irriverente. Ama mescolare capi antichi e nuovi, inventando il vintage. Senza saperlo diventa la prima influencer italiana. Molti stilisti la ammirano e la chiamano per avere i suoi consigli. Si fa notare anche per il suo look: capelli blu con un ricciolo che le copre l'occhio destro, bocca rossa e abiti colorati. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. Anche il nostro appuntamento di oggi è volto al termine. Mi raccomando, continuate a seguirci anche sui nostri canali social. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Noi ci vediamo domani per iniziare insieme un nuovo meraviglioso giorno. Buon sabato e buona giornata dalla vostra Martina.